Il Presidente del Veneto sente il Ministro dell'Interno, data delle elezioni 20 e 21 settembre, scuole aperte per la settimana prima e sull'autonomia botta e risposta tra Zaia e Meloni. Presentata dalla Regione la nuova delibera che riorganizza e potenzia la sanità. Con 100 milioni del decreto rilancio previsti 1000 nuovi posti di lavoro e letti intelligenti. Ancora una vittima della montagna, quarantenne di Casale sul Sile, mamma di 2 bambini scivola e muore in un canalone in Valle Aurina, era in vacanza con la famiglia. Soldato di stanza alla caserma Ederle di Vicenza accusato di terrorismo satanista e nazista, secondo l'accusa stava complottando per un attentato con i suoi commilitoni. Effetto virus in Veneto tra fine febbraio e metà giugno, persi quasi 65.000 posti, le piccole e medie imprese incalzano, carenza di liquidità, pericolo, infiltrazioni mafiose. Un anno fa l'assegnazione delle Olimpiadi a Cortina, oggi il nuovo grazie di Zaia che ritorna sulle emozioni di giugno 2019, restano le opere da fare e il rebus dei mondiali di sci. 7 uova di cigno reale recuperate in un canale di Motta di Livenza, fate schiudere i pulcini aiutati a crescere dai fratellini maggiori delle oche. Buonasera, ben ritrovati al telegiornale del Veneto. C'è una data per le elezioni, 20 e 21 settembre, lo ha annunciato oggi nell'unità di crisi, nel corso della conferenza stampa, il Presidente Zaia, che ha annunciato di aver sentito il Ministro dell'Interno. E poi c'è l'ipotesi di un ipotetico inizio delle scuole. Io ho sentito il Ministro stamattina, mi ha confermato la volontà di provvedere alla convocazione delle urne per il 20 e 21 settembre. È la giornata delle date e benché ancora non ci sia un decreto, per quello c'è tempo fino al 27 luglio, il Presidente Zaia inizia ad intravedere i nastri di partenza per la competizione regionale, cui poi bisognerà incastrare una data utile per l'apertura delle scuole. Consegna liste, deposito liste 20-21 agosto, inizio campagna elettorale quindi il 21 e poi pronti e via. E noi comunque siamo dell'idea comunque di aprire le scuole, adesso faremo una riunione, ne parleremo, però penso che si andrà verso il 14. Non è una data ovviamente, ma una supposizione che il Presidente, che dovrà confrontarsi con l'assessore regionale Donazzan con la giusta dose di organizzazione, ipotizza possa permettere di far perdere agli studenti soltanto 3 giorni di scuola, lasciando spazio ai seggi. Prendono in carico la scuola il sabato, allestimento seggi, domenica e lunedì si vota, martedì si dovrebbe sanificare, mercoledì aprire. Questo è il programma che immagino si possa mettere in piedi. Capitolo Giorgia Meloni, che provocatoriamente questa mattina ha espresso la sua contrarietà nei confronti delle affermazioni del Presidente Zaia, che ha ricordato agli alleati che hanno confermato l'appoggio alla sua candidatura alle regionali l'impegno per l'autonomia. Io non ho offeso nessuno, mi spiace che qualcuno si senta offeso, però confermo tutta l'intervista e dico anche che chi vuol fare un percorso in Veneto, la condivisione dell'autonomia non è un favore a me, ma lo deve fare ai veneti, perché i veneti vogliono l'autonomia. Tanto è vero che, se non ricordo male, nell'intervista ho detto: guardate che Fratelli d'Italia in Veneto ha votato l'autonomia. Forse non bisognerebbe leggere solo i titoli degli articoli. La leader di Fratelli d'Italia attacca: impegno per l'autonomia sì, ma in cambio quello per il presidenzialismo. Io non c'ho nulla contro il presidenzialismo. Guarda, io sono sempre stato eletto con il nome scritto, figuratevi. Penso che tutto quello che sia eleggibile da parte del popolo vada bene. Ancora elezioni regionali, perché sabato partirà in via ufficiale da Mestre la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Il candidato è il senatore Cappelletti. Sarà il ministro a 5 Stelle Federico D'Incà con i consiglieri regionali del movimento a lanciare la campagna elettorale di Enrico Cappelletti, candidato alla presidenza in vista delle elezioni sempre più probabili di settembre. L'appuntamento è per sabato 27 giugno all'Hotel Ambasciatori di Mestre, da qui partirà la lunga estate dei grillini veneti. Noi già a febbraio praticamente avevamo le liste pronte da presentare per le elezioni che ci si aspettava potessero essere tenute naturalmente a maggio. È accaduto l'imponderabile, in questo periodo abbiamo assunto un atteggiamento credo di grande responsabilità. Tra poco quindi inizia ufficialmente la campagna elettorale e noi siamo pronti. Pronti nonostante le scosse telluriche registrate a Roma con il movimento che ha perso pezzi importanti, soprattutto a Palazzo Madama con l'addio della senatrice Alessandra Riccardi, che passa alla Lega. Proprio in Senato la maggioranza è in bilico. Se naturalmente questa situazione, queste pressioni, queste
defezioni continueranno, se non ci saranno più i numeri torneremo a chiedere il voto agli elettori e gli elettori valuteranno. Ritornando in Veneto, il fronte su Cappelletti sembra compatto e proiettato all'election day, regionali, comunali e referendum costituzionale in un'unica soluzione. Quindi avremo indirettamente anche un risparmio rilevante per le casse dello Stato, riuscendo ad avere in un'unica data 3 consultazioni elettorali sostanzialmente. Quanto alla sostanza, è lo stesso 5 Stelle a rilanciare la madre di tutte le battaglie, quella sull'autonomia. La legge quadro che era stata predisposta dal ministro Boccia era pronta per essere discussa in Consiglio dei Ministri giusto prima di quello che è successo, insomma, da un punto di vista epidemico. Per cui c'era tutta la volontà per mandare avanti questo processo e io spero e credo che ci sia tutta la volontà per riprenderlo non appena questa situazione di emergenza economica incominceremo a lasciarla alle spalle. Assunzioni e nascita di nuove figure. Oggi è stata presentata la nuova delibera per la sanità. Andiamo allora insieme a vedere di che cosa si tratta. È una delibera epocale per il Veneto. È una delibera che si è potuto costruire semplicemente per un motivo, per l'esperienza. È la sublimazione di un servizio, di un percorso che abbiamo fatto. Però è una delibera che ci permette ancora più di dire se tornasse il coronavirus siamo ancora più performanti. La nuova delibera è stata presentata durante il consueto punto stampa del presidente Zaia e apporta nuovi cambiamenti. Ci saranno 100 milioni in più. Cresce, si potenzia, risponde anche da quello che è stato l'esperienza che è maturata, quindi potenziamento della rete ospedaliera, terapie intensive, semi-intensiva, differenziazione dei percorsi di triage all'interno dei pronto soccorsi e poi si potenzia per quanto riguarda la parte territoriale, di collegamento tra il territorio e la parte sanitaria. Previste anche nuove assunzioni. Si cerca personale, il grande problema sarà quello del personale, soprattutto del fatto che alcune figure come gli infermieri rischiamo di toglierle dal territorio per l'ospedale o il contrario, quindi dovremo avere molta attenzione ed essere molto delicati in questa operazione. In ambito ospedaliero ci sarà un intervento modulabile nei pronto soccorsi con posizionamento di tende mobili per affrontare l'emergenza e potenziamento dei SUEM. Nasce poi l'infermiere di famiglia per l'assistenza domiciliare. Le assunzioni saranno 441. Confermate fino al 31 dicembre le USCA, 51 in Veneto, nate in piena emergenza come supporto. In ambito privato invece importanti novità per le RSA su 3 livelli. Un capitolo a parte è quello legato ai centri residenziali e alle RSA per anziani, in cui prevediamo appunto la figura del direttore sanitario che andrà ad affiancare la figura del medico curante e del medico coordinatore e che dovrà quindi aumentare quella che è anche la qualità ma anche l'assistenza in queste strutture che hanno un carico assistenziale molto importante oggi. È prevista insomma una struttura qualora, si spera di no, ma qualora dovesse tornare una pandemia. Sì, il terzo livello prevede, nell'ipotesi che ci fosse una recrudescenza e quindi con numeri importanti, anche di individuare una struttura dedicata, un po' come è successo per gli ospedali, proprio per permettere un'assistenza ancora maggiore all'interno di questi centri e di queste strutture. Siamo alla cronaca, una nuova vittima della montagna, la seconda vittima trevigiana in pochi giorni a perdere la vita in Valle Aurina, dove si trovava in vacanza con la famiglia una quarantenne di Casale. Elisa è una donna meravigliosa, era una ragazza con un cuore immenso. A Casale è arrivata da poche ore la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere, quella della morte della quarantenne Elisa Montagnucci, mamma di 2 bimbi di 8 e 10 anni, ritrovata senza vita dopo una caduta di diversi metri durante un'escursione in Valle Aurina, in Alto Adige, dove si trovava in vacanza con i figli e il marito Fabio Boscolo, 42 anni, titolare del negozio di attrezzature per la pesca Big Fish di Preganziol. Una passeggiata in alta quota in località San Pietro che Elisa, impiegata alla filiale di Treviso della Banca Popolare di Verona, aveva voluto completare da sola, senza fare poi ritorno. Il marito ha dato l'allarme, i soccorritori hanno geolocalizzato il telefono, ritrovando la donna ormai priva di vita in un canalone. So solo che era un vulcano e è un portento di donna. In tutto e per tutto. Io e Elisa andavamo a camminare la mattina presto, bastava a prendermi alle 6 la mattina e andavamo con il socale lungo il Sile.
aveva questa passione per la montagna. Ma cosa può essere successo dal tuo punto di vista? Un passo falso, un terreno che ha ceduto, perché Elisa era incredibile, veloce, scattante, fisicamente super atletica, non avrebbe mai fatto un passo falso, probabilmente è ceduto il terreno, è l'unica spiegazione, perché era una persona super sicura. Ho perso una grande amica. Elisa era originaria dell'Umbria, ma abitava a Casale da tempo, in Via della Libertà. Ed è stato veramente una notizia, un fulmine a ciel sereno che ci ha devastato, anche perché i signori erano conosciuti proprio perché erano nel tessuto sociale di Casale. Noi stiamo attendendo notizie da Bressanone e molto probabilmente può darsi che venerdì, nel fine settimana, rientri la salma, però ripeto, stiamo attendendo disposizioni che arriveranno sicuramente dall'Alto Adige. Ora la comunità di Casale sul Sile si stringe intorno al marito e ai 2 figli. Tutto quello che serve, soprattutto per mitigare questo dolore che rimarrà sicuramente cicatrice per loro, noi saremo disponibili in qualsiasi fronte. Ora a Vicenza, alla caserma Ederle, un soldato di stanza accusato di terrorismo pare stesse complottando insieme ad alcuni commilitoni un attentato. Paramericano accusato di terrorismo, 22enne di Louisville nel Kentucky, arrivato alla caserma Ederle di Vicenza nel 2019, dovrà rispondere di accuse gravissime, alto tradimento e cospirazione contro gli Stati Uniti d'America. Secondo quanto sarebbe emerso, il giovane soldato sarebbe aderente ad un'organizzazione, O9A, che starebbe per Ordine dei 9 Angoli, un inquietante gruppo satanista e nazista. Il 22enne però avrebbe avuto come obiettivo sterminare il maggior numero possibile degli stessi commilitoni con cui passava le giornate. L'indagine dell'FBI, partita l'aprile scorso, ha preso avvio dopo l'intercettazione di una serie di messaggi da parte della divisione antiterrorismo, messaggi che il soldato, sotto uno pseudonimo, avrebbe scambiato con altri cospiratori ed inneggianti all'islamismo, con elogi a Hitler, al satanismo e a Bin Laden. Il 22enne è stato arrestato ed è ora in carcere, dovrà affrontare il processo, rischia l'ergastolo. Torniamo a parlare di Alex Zanardi. Oggi in piazza Noventa Padovana è apparso uno striscione, resterà lì fino alla guarigione del grande campione. È ormai al 5° giorno di ricovero in terapia intensiva Alex Zanardi e le sue condizioni rimangono nella gravità stabili. È stata posticipata alla prossima settimana la decisione se risvegliarlo, un termine scorretto da un punto di vista medico, ma che fa capire quale sarà la scelta difficile che dovranno fare i medici. E da lì in poi sarà tutta un'incognita, ma la forza di questo atleta e il sostegno di tutta l'Italia e anche oltre potrebbero giocare un ruolo importante. Intanto in piazza Europa Noventa Padovana, dove il campione vive con la famiglia, è apparso uno striscione voluto dal comune, una bellissima foto e una frase di incoraggiamento che emoziona i suoi concittadini. In molti si fermano per un attimo di raccoglimento, una preghiera, un augurio. Lo striscione, ha annunciato il sindaco Alessandro Bisatto, rimarrà lì fino a quando Alex non sarà guarito, anche se sarà necessario attendere mesi. La villa della famiglia Zanardi in queste ore è chiusa, moglie e figlio sono con lui in ospedale a Siena, ma l'affetto e il sostegno sono palpabili. L'umanità che Alex ha sempre mostrato verso gli altri ora gli viene restituita con tutti gli interessi e la speranza è che anche questo grande sostegno popolare possa servire a farlo guarire. Crollo dell'occupazione, 8.000 posti di lavoro andati in fumo, è il conto del Covid che ci presenta la Regione del Veneto. Sentiamo quali sono i dati. In Veneto, tra fine febbraio e metà giugno, a causa soprattutto degli effetti devastanti del virus sull'economia, tra mancate assunzioni e rapporti di lavoro conclusi, rispetto allo stesso periodo del 2019 si sono persi quasi 65.000 posti. Il periodo peggiore è stato tra il 23 febbraio e il 3 maggio. Qui le assunzioni sono calate della metà, con oltre 8.000 posti di lavoro andati in fumo. E sono proprio le assunzioni mancate a preoccupare. Tra pensioni, licenziamenti e contratti non rinnovati la differenza con il passato non è così evidente, ma se pensiamo a tutte le categorie economiche colpite più duramente dal Covid, a partire dal turismo, è lì che la situazione si fa più drammatica. Proprio alla vigilia del via alla stagione, infatti, per locali, discoteche, bar e ristoranti, oltre ad alberghi, agriturismo, villaggi, strutture ricettive in genere, la crisi è arrivata all'improvviso da fine febbraio, ancor più a marzo e aprile. Solo a maggio i numeri hanno ripreso a crescere, le assunzioni ad aumentare, anche se in modo contenuto, e il futuro a farsi meno nero. Ma non dimentichiamo che il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione hanno attutito la caduta e gli effetti si vedranno tra qualche mese. Agricoltura e informatica
pratica gli unici settori che hanno tenuto anche durante la chiusura. Tremano invece le piccole e medie imprese perché c'è carenza di liquidità, i soldi mancano e c'è anche un grosso pericolo di infiltrazioni mafiose. Sentiamo. In Veneto dal 2015 al 2019 i soggetti segnalati per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso sono quadruplicati e la crisi innescata dal coronavirus rischia di peggiorare la situazione. I clan, insomma, potrebbero approfittare della crisi di liquidità di imprese e famiglie di questi mesi di emergenza e colpire duro. Ecco perché servono subito risorse, che tradotto significa soldi. Dobbiamo fare una riflessione sul fatto che il periodo degli annunci deve concludersi. Sappiamo bene che le risorse a disposizione sono poche, ma il nostro impegno, l'impegno delle istituzioni deve essere quello di renderle fruibili in maniera molto veloce. Le piccole e medie imprese sono quelle più a rischio, sempre meno infatti sono le persone che denunciano casi di usura. Ora che i soldi tardano ad arrivare, che si rischiano la paralisi e il caos e licenziamenti, è molto probabile che più di qualche imprenditore sia tentato di avvicinarsi a prestiti facili, magari più costosi, ma certi fino a quando non si realizzerà che quel debito non potrà mai essere ripagato, certi insomma di essere finiti nelle mani dei criminali. L'accesso ai finanziamenti bancari, che doveva essere imminente, è invece stato molto ritardato. Ci sono ancora molte imprese che non riescono ad accedere a fondi. Questo ovviamente dà spazio a organizzazioni non lecite che purtroppo si approfittano di questi gap e si introducono purtroppo nel tessuto delle piccole e medie imprese. Nel caso delle infiltrazioni mafiose, nel momento in cui si ha la percezione che è successo qualcosa è già troppo tardi, per cui lo Stato dovrebbe sostenere gli imprenditori che non riescono ad arrivare ai finanziamenti bancari, aiutandoli a non cadere in tentazione e a non rimanere soli. Nel 2021, quando le aziende chiuderanno i bilanci dell'anno precedente, si troveranno a fare i conti con la burocrazia bancaria, così molti imprenditori si vedranno revocare i fidi e i problemi saranno dietro l'angolo. Con la legge dello Stato l'indennità per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti sale a 1.659 euro lordi, pari all'85% dell'indennità dei sindaci dei comuni tra i 3.000 e i 5.000 abitanti. Si tratta di una richiesta arrivata da più fonti e portata avanti da molti primi cittadini. Ad annunciare la svolta poche ore fa il sottosegretario all'interno Achille Variatti. Le responsabilità di un sindaco di un piccolo comune non sono inferiori rispetto a quelle di un sindaco di una grande città e le indennità sono ferme da 20 anni, così ha dichiarato Variatti. Il governo ha voluto riconoscere l'impegno straordinario che questi sindaci quotidianamente dedicano alle loro comunità. E a proposito di primi cittadini, sentiamo il primo cittadino di Vicenza, nuovi occhi elettronici per garantire la sicurezza in città. Sentiamo. Obiettivo sicurezza. Vicenza mette nel mirino criminalità e degrado e lo fa con telecamere Targa System, l'ultima generazione degli occhi elettronici capaci di identificare chi viaggia sulle strade della città. Parteciperemo a un bando regionale dove chiediamo un supporto alla regione per installare delle telecamere di Targa System e controllare i flussi veicolari in città. Sono le prime 3 telecamere e le stabiliremo nel suo posizionamento con il Comitato Ordine e Sicurezza. Il sindaco di Vicenza usa il pugno di ferro e firma un'ordinanza antidegrado che prevede un divieto di stazionamento su alcuni siti importanti del nostro patrimonio architettonico, mi riferisco naturalmente al Museo Chiericati, come avevamo già fatto in passato, e Ponte San Michele in particolare e i portici di Monteberico, dove ci sono dei fenomeni di degrado, dove ci sono persone che stazionano magari consumando anche droga oppure consumando alcolici. Questo non sarà più possibile perché interverremo con la polizia locale per allontanarli e sanzionarli. Negli ultimi giorni il nucleo operativo speciale della Polizia Locale di Vicenza ha individuato, grazie alle telecamere di sorveglianza, dei giovani in possesso di marijuana a Ponte San Michele e in via Gorizia.
L'idea è quella di colpire non solo lo spaccio, ma anche il consumo di droga e il compimento di atti vandalici, a cominciare dai monumenti come Palazzo Chiericati, i portici di Monteberico e Ponte San Michele. Non esistono più comportamenti di atti vandalici o consumo di sostanze o alcolici vicini ai monumenti, quindi siamo partiti da questa zona, lavoreremo per capire se ci sono altre zone che richiedono questo tipo di intervento. Intanto su questo provvedimento lavoreremo anche per una eventuale delibera di giunta e poi di consiglio comunale per modificare il regolamento di polizia urbana. Il Covid ha imposto molte limitazioni anche ad esempio nel servizio delle poste, che ha dovuto in parte chiudere alcuni sportelli e alcuni uffici postali. Così è accaduto nel Trevigiano, a San Liberale, un quartiere molto popoloso, creando non poche difficoltà per molti anziani. Questa mattina finalmente, dopo oltre 3 mesi, l'apertura dell'ufficio postale, la gioia ovviamente dei residenti. Ci sono tanti anziani in giro e farli andare a Castagnole o a Sant'Avona era una cosa impensabile, per cui è un bene che sia stata riaperta. Anche per mia mamma e papà per prendersi la pensione ci andavano sempre in giro e sarebbe anche ora che l'hanno aperto, sono felice. Ci voleva, insomma, qui in questo villaggio è importante anche per gli anziani, insomma, che devono andare a prendere la pensione. Era ora. Gli anziani che hanno bisogno di vicinanza, perché ci comincia da Sant'Avona e si stai fuori. Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:20 alle 13:35 ha riaperto, seppure solo per 3 giorni a settimana, l'ufficio postale di San Liberale dopo più di 3 mesi. Era il 12 marzo quando, causa Covid, Poste Italiane decise di limitare l'apertura degli sportelli e degli uffici, creando però soprattutto nel quartiere popoloso di San Liberale un disagio di non poco conto, che portò addirittura i residenti a chiedere aiuto ad Antena 3, arrivando anche ad invocare l'intervento del sindaco Conte. Un quartiere, siamo anziani e noi in giro è giusto che sia aperto. Nel telefonino di mia moglie ha visto che oggi è aperto, però lunedì, mercoledì e venerdì solo per il momento. Vabbè, però insomma piuttosto niente. Un'apertura accolta con un sospiro di sollievo dai residenti che non si erano mai rassegnati. Tecnicamente a 800 metri c'è un altro ufficio postale, quindi l'azienda nel programma di riattivazione uffici ha tenuto conto anche delle distanze e quindi siamo arrivati un po' lunghi rispetto ad altri luoghi. Così il direttore delle poste di Treviso, che spiega che in tutta la provincia sono attivi ad oggi 182 uffici su 185, di cui il 72% con un turno completo di 6 giorni su 6. L'obiettivo è ora tornare gradualmente alla normalità. Al momento abbiamo di tutta la nostra configurazione sulla provincia soltanto 2 uffici postali chiusi, Mogliano Succursale 1 e Careinati. E quindi tendenzialmente torneremo alla normalità progressivamente. Poste Italiane anticipa anche questo mese il pagamento delle pensioni. Da questa mattina è iniziato quello del mese di luglio. Sport, un anno fa l'assegnazione delle Olimpiadi a Cortina e oggi il nuovo Grazie di Zaia che torna sulle emozioni del giugno 2019, restano le opere da fare e il rebus dei mondiali di sci. Sembrava una candidatura buttata lì, come diceva qualcuno, per fare un po' di comunicati stampa. La verità è che abbiamo fatto sul serio, ci abbiamo creduto e quando sono andato a Losanna per le battute finali, quindi per l'incontro finale e quindi la sfida con la Svezia, ho pensato che noi potevamo solo che vincere, perché dietro a me c'erano tutti i veneti, quindi non è una vittoria mia ma una vittoria di tutti i veneti che ci hanno creduto assieme a me. Grazie ancora. Grazie ancora, dice Zaia nel video condiviso su Facebook a un anno dall'assegnazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, un anno che ha visto la nascita della fondazione e l'adozione di una legge olimpica, un appuntamento niente affatto lontano se si guarda alle cose da fare soprattutto nel bellunese. A stretto giro di posta l'incontro con ANAS per la sistemazione della rete viaria. Siamo in attesa di un incontro che faremo con il presidente Gemme, che è anche il commissario delle opere su Cortina, che dovrebbe avvenire entro una decina di giorni, in modo da creare un cronoprogramma. Prima delle Olimpiadi il banco di prova saranno i mondiali di Cortina, inizialmente previsti nel 2021, potrebbero slittare causa Covid nel 2022, opzione sostenuta da buona parte del territorio. La discussione è in atto, io sono fiducioso che ci sia lo spostamento al 2022, anche perché poi non è che ci restino molte date, perché il 2023 è già assegnato alla Francia e potrebbe restarci il 2024, ma ci troviamo di fronte, capite, a 4 anni, a 2 anni prima poi delle nostre Olimpiadi. La decisione sarà presa dalla FIS, la Federazione Internazionale dello Sci, il 1° di luglio, data che non solo a Cortina è già segnata in agenda.
1 miliardo di euro è arrivato da parte dello Stato con la legge di bilancio per le infrastrutture, proprio che saranno necessarie per le Olimpiadi Milano-Cortina, quindi per strade e ferrovie, lo ha ribadito il coordinatore dei parlamentari del PD, Roger De Menec. Ed ora vediamo dei pulcini di cigno venuti al mondo in modo a dir poco singolare. Salvati dalle acque ancor prima di nascere. È la singolare vicenda di questi piccoli pulcini di cigno reale, nati pochi giorni fa all'Ose di Fagagna, in provincia di Udine. Natali che i piccoli non avrebbero mai visto se non fosse stato per un intervento provvidenziale. Le uova che li contenevano, infatti, pronte ad essere covate da mamma cigno, ai primi di aprile erano adagiati in un canale di irrigazione della campagna di Mota di Livenza. Canale però che con l'imminente apertura delle paratie sarebbe stato invaso dall'onda di pieno dell'acqua, spazzando via il prezioso tesoro. Fortunatamente l'operatore del consorzio di bonifica, avvistato il nido e compreso il rischio, appena prima di compiere la manovra ha avvertito gli uomini del centro di recupero fauna selvatica della provincia di Treviso, il cui intervento è stato immediato e salvifico. Non potendo semplicemente spostare neanche di pochi metri il nido, operazione che avrebbe messo a repentaglio una normale cova e schiusa, le uova sono state rapidamente trasferite all'Osei Quadris di Fagagna e messe all'interno di un'apposita incubatrice. Il maggio seguente, 7 delle 8 uova complessive si sono finalmente schiuse e i pulcini di cigno sono stati affiancati ad altri pulcini di oca, per loro come dei fratelli maggiori, che li hanno guidati alle mangiatoie ed al laghetto, dove hanno imparato a sguazzare nell'ambiente naturale seppur protetto dell'Osi e dove rimarranno fino alla comparsa del piumaggio. Con le ali potranno spiccare il volo ed abbracciare così la completa libertà. È tutto per questa edizione del TG del Veneto, ora andiamo nel veneziano con tutte le notizie. Grazie, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo in prevalenza buono, anche se sul nostro territorio è atteso un veloce passaggio instabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino sarà soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio alta probabilità di piogge che si verificheranno in modo irregolare sui settori montuosi piuttosto diffusi sulle prealpi e verso sera non si escludono dei fenomeni localmente anche fin sulle pianure. Temperature stazionarie minime fino a 20 gradi, massime tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo condizioni di bel tempo, nelle ore pomeridiane e serali precipitazioni sui rilievi in estensione anche alle aree limitrofe pianeggianti. Temperature minime tra i 18 e i 20 gradi, massime tra 26 e 27 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, inizialmente tanto sole su tutti i settori della regione, col passare delle ore peggiorerà con qualche temporale. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime invece fino a 28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3, arrivederci.